Si è svolto nella casa circondariale di Padova l'interrogatorio di garanzia di Alessio Battaglia, il quarantenne accusato di aver ucciso Franco Bergamin, l'ottantenne di Limena, trovato morto il 5 marzo, il cui cadavere era stato infilato in 2 sacchi neri e nascosto in un armadio della sua abitazione. Da quanto è trapelato, Battaglia non si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero Marco Brusegan, ma avrebbe risposto alle domande, confermando in pratica la versione fornita subito dopo il fermo, avvenuto in un appartamento di Monfalcone. Una parziale confessione ripetuta anche in carcere, spiegando che la morte di Bergamin sarebbe arrivata nell'abitazione che i due condividevano al culmine di una lite, a suo dire degenerata, probabilmente nella notte del 22 febbraio. Ora si attende la decisione del GIP, che dovrà eventualmente convalidare il fermo e in caso decidere quale misura cautelare adottare, che potrebbe essere la detenzione nella casa circondariale di Padova, dove si trova Battaglia dopo essere stato trasferito dal comando provinciale dei carabinieri di Padova, accompagnato lì da Monfalcone immediatamente dopo il fermo. Intanto si attende anche l'autopsia sul corpo di Franco Bergamin per accertare meglio la causa della morte, che sembra essere la frattura della base del collo, e poi gli investigatori sono a caccia del movente. L'accusa, lo ricordiamo, è di omicidio volontario e occultamento di cadavere.